36,5 centesimi al litro senza l'IVA. È il prezzo medio al quale è stato pagato il latte agli allevatori veneti nel 2021. Una somma sostanzialmente invariata, ma che è una delle cause del calo del numero degli allevamenti, sceso a 2.800. La quotazione del latte alla stalla l'anno scorso è stata inferiore ai costi di produzione, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi degli alimenti e dell'energia. Il rischio è veramente che questa volta le stalle chiudano, anche perché lei ha detto un prezzo basso e io le dico che i costi aumenteranno. Quindi vuol dire che o troviamo dei sistemi per pagare di più il ciclo del latte o le stalle chiuderanno. Una delle soluzioni è quella che accennavo: qualità del prodotto, trasformazione del prodotto e aumentare la produzione lorda del prodotto stesso. Non vendere ad esempio formaggi scadenti, ma formaggi di alta qualità, e la gente in questo modo ha voglia dell'alta qualità. Dobbiamo migliorare anche la filiera del latte.